cerca di mettersi nuovamente in posizione. La Lupa entra in questo istante, su tutti la partenza della Tartuca, poi dell'Istrice, della Lupa, dell'Oca, poi la Giraffa, il Nicchio, la Lupa, la Chiocciola e il Drago. E la contraria della Tartuca che va a affrontare la prima curva di San Martino, Tartuca seguita dall'Aquila, poi c'è l'Oca, la Giraffa e le altre contrarie. Adesso l'Aquila che riesce a portarsi in testa e va a affrontare la curva del Casato, traiettoria molto interna con la caduta del fantino dell'Aquila di Francesco Caria su Renalzos. L'Oca che si porta a condurre questa terza prova ha superato il cavallo scosso dell'Aquila, quindi alla curva di San Martino la seconda, la contrada dell'Oca, poi l'Aquila, la contrada della Giraffa, poi c'è il Nicchio, la Tartuca, il Drago, l'Istrice, il Bruco, il Drago e la Lupa. Ancora l'Oca con questa bella galoppata da parte di Porto Alabe che rallenta poi e quindi riprende la testa della terza prova il cavallo scosso della contrada dell'Aquila. Si tratta di Renalzos. La Giraffa si è fermata all'altezza della mossa, sta provando il Drago in questo secondo giro. Nel frattempo di nuovo alla curva di San Martino, ora alla Cappella il cavallo scosso della contrada dell'Aquila, Renalzos, che va a girare traiettoria molto interna alla curva del Casato. Ha superato la Chiocciola all'interno, l'Aquila che va a vincere la terza prova scossa, alle sue spalle arriva la contrada dell'Oca.